Benvenuti nel nostro face to face, ovvero il faccia a faccia con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Subito la scheda introduttiva dell'ospite che conosceremo tra qualche istante. Garbato, mai sopra le righe, gentile, sa essere in sintonia con l'ambiente che vive, ma all'occorrenza sa essere anche duro, ma mai maleducato. Con noi Lillo Bonfatto. Ciao Lillo, ben trovato. Grazie dell'invito. Allora Lillo, ti sei già rivisto in questa scheda introduttiva? Sì, mi fa piacere che hai sottolineato queste cose perché mi sento di essere così. Perfettamente in sintonia con le parole, quindi educato e garbato. Assolutamente, soprattutto perché facciamo uno sport dove siamo tra virgolette un esempio, dove molte persone ci guardano, dove ci guardano tanti bambini e quindi dobbiamo essere gentili, garbati anche con le società. Perché poi bisogna essere così anche nella vita però. Ma assolutamente, anche soprattutto nella vita. Infatti. Ma io sono convinto che come ti comporti nella vita poi riesci a trasmetterlo anche nel calcio. Assolutamente. 7 domande per 7 risposte, andiamo subito con la prima. Attenzione, essere troppo educato può essere poi alla fine anche frainteso? Ma forse per qualcuno può essere di sì, però io credo che l'educazione sia la base di ogni giorno. Interfacciarsi con le persone con educazione è fondamentale per iniziare un discorso positivo, ma soprattutto visto lo sport che noi pratichiamo. Dobbiamo essere educati, garbati, soprattutto perché noi ci dobbiamo far vedere anche dai tifosi, dalla società, perché siamo tra virgolette un esempio. Oltre che naturalmente nello spogliatoio, no? Assolutamente, perché i ragazzi oggigiorno è diverso rispetto a qualche anno fa, oggigiorno i ragazzi vedono tutto. Vedono se sei sincero, se sei leale, se sei educato. Ti scoprono le carte subito sulla personalità, sì, è vero. Senti, ma quali sono però le cose che non sopporti nel calcio? Quello che non sopporto nel calcio è perché è l'opposto di come sono io, non essere sincero, non essere leale, perché a me piace essere leale e sincero sia nella vita ma soprattutto in questo sport che pratichiamo, che è un lavoro sì, però deve essere anche un divertimento e quindi non riesco a non esserlo. Ma quanto sei pronto a rinunciare a qualcosa di importante nel calcio per un valore importante della famiglia? Guarda, la famiglia per me, per come sono cresciuto, è un valore fondamentale. La famiglia, tra virgolette, io sono stato anche lontano dai miei genitori per motivi personali, però c'è sempre quel legame che ci unisce anche a distanza. E poi da quando mi sono sposato, dove devo ringraziare tra virgolette mia moglie che mi ha dato 3 doni bellissimi e quindi senza di loro credo che sarebbe oggi difficile vivere. Insomma, la famiglia punto di riferimento e probabilmente pronta a rinunciare a qualche cosa di importante anche dal punto di vista professionale. Ma assolutamente, la famiglia la metti sempre al primo posto, poi viene tutto il resto. Altro punto fondamentale, il valore che si dà ad alcune persone nella propria crescita professionale. Tu a chi devi dire grazie? Guarda, io dico la verità, io ad oggi non devo dire grazie a nessuno per quanto riguarda lo sport che pratico, perché mi sono fatto tutto io da solo, prima giocando, quindi ripeto non devo dire grazie a nessuno, poi da quando ho intrapreso questa strada, da 6 anni che faccio l'allenatore, ringrazio tra virgolette le società che mi danno l'opportunità, però non devo dire grazie a nessuno perché mi sono tutto tra virgolette guadagnato io dentro il rettangolo di gioco. Con tanti sacrifici. Con tanti sacrifici, rinunciando tantissime volte a tantissime cose e rinunciando purtroppo, tornando al discorso di prima, anche alla famiglia perché devi tra virgolette lasciare qualcosa, però l'ho fatto sempre con amore, con professionalità. Quindi mi sento di non ringraziare nessuno, ma ringraziare tra virgolette me stesso anche nei momenti che non sono andati benissimo. Bene, mentre invece che tipologia di rapporto vivi con i tuoi colleghi nel mondo del calcio? Non c'è, credo, molta amicizia e forse certe volte neanche tanto rispetto. Ma io riparlo sempre della mia persona, non posso parlare di altri. Io rispetto
e chi mi conosce lo sa, tutti i miei colleghi. Anzi, cerco ogni tanto anche di rubare qualcosa, non solo dentro il campo, però alle volte anche nell'interpretazione, quando fanno anche delle interviste, eccetera, eccetera, perché poi dobbiamo essere, tra virgolette, d'esempio per i giovani, ma soprattutto dobbiamo essere tecnici che si confrontano, perché secondo me senza confronto non c'è crescita. Tu parti da una provincia certamente non grandissima, la provincia di Agrigento. Forse partire da là è stato un handicap? Il calcio qua in Sicilia è un calcio conosciuto in tutta Italia, però ovviamente al nord ci sono molte più possibilità, ci sono strutture, Ci sono anche più squadre. ci sono molte più squadre nelle vicinanze, quindi non ti nego che da un paio di anni che il mio obiettivo è quello di farmi una strada al nord. E proprio per questo, visto che ci sono tantissime squadre, quindi ci sono secondo me anche più addetti ai lavori, e quindi se sei poi bravo e dimostri di esserlo, qualcuno ti può notare. Insomma, c'è dentro di te la voglia di metterti in gioco anche in realtà che probabilmente non conosci, no? Puoi immaginare che possono essere perfette per il tuo percorso di crescita, ma non è detto che siano quelle. Assolutamente, ma noi allenatori dobbiamo cercare di avere qualche step in più, quindi lo step in più non vivere sempre dove hai vissuto per tanti anni, ma cercare di migliorarti, di crescere su tutti i punti di vista. E ti dico un'altra cosa, ho un altro sogno che si stava verificando in questi mesi, è quello di andare all'estero. Anche quella potrebbe essere una bella esperienza, sì, ma quella è un'altra storia Sì. però. Qual è il tuo momento, diciamo, sportivo, professionale più importante che ricorderai probabilmente anche fra 20 anni, 30 anni? Ma credo momenti belli ne ho passati tanti nel calcio, come anche momenti meno belli, però quello che forse mi è rimasto più di tutti è quando abbiamo vinto il campionato a Canicattì. Non perché tanto abbiamo vinto il campionato, perché l'hai vinto nella tua città, dove hai giocato da piccolo, dove sei stato il capitano e poi sei stato pure l'allenatore, e sei riuscito dopo tanti Diciamo pure anni, che quella vittoria vale doppia. dopo tanti anni sei riuscito a vincere il campionato. Quello è un ricordo che ti porterai per tutta la vita. Ma c'è in modo particolare un momento di quel campionato che hai immortalato nella tua memoria? Ce n'è tanti, però uno in particolare è stata la partita contro il Misilmeri. Quella partita mi ha fatto veramente capire che eravamo una squadra forte, e mi ha fatto capire pure che era l'anno giusto per Canicattì che andasse nelle categorie tra virgolette che compete. Vedo che quando parli di quella squadra, di quella stagione, ti sorridono gli occhi, perché probabilmente è veramente la più importante sin qui emozione che hai vissuto facendo l'allenatore. Ma a parte quello che si è fatto, mi ricordo in maniera particolare i ragazzi che erano in quella squadra. Ragazzi che hanno cucito addosso, pur non essendo del posto, hanno cucito addosso quella maglia, ma non tanto per il lavoro che svolgevano, perché era giusto che dovevano dare il massimo, però per quello che facevano. Quindi era un gruppo sano, un gruppo che si aiutava l'uno con l'altro, e quello sono dei ricordi che porterò per sempre nel mio cuore. Soprattutto chi fa l'allenatore, diciamolo pure, è un uomo carico di sogni, e ce ne sono veramente tanti di sogni, soprattutto quando si intraprende questa tipologia di lavoro, perché a tutti gli effetti è un impegno quotidiano, continuo, impegnativo al massimo. Ma in questo caso tu adesso come ti rivedi tra 30 anni? Ma guarda, io mi rivedo sempre con questo sport, nel senso che io sono nato davvero dentro un rettangolo di gioco, perché mio papà giocava a calcio, quindi sono nato dentro un rettangolo di gioco, quindi non mi vedo fare altro, tra virgolette. Ma che sia calcio come allenatore, che sia istruttore di una scuola calcio, eccetera, eccetera, però io voglio vicino a me una palla che rotoli su un campetto. Insomma, vedo che effettivamente la tua passione è straripante. Senza passione intanto questo lavoro non si può fare. Senza passione non puoi andare avanti. Io nella mia vita, grazie al calcio, tra virgolette, ho rinunciato a tantissime cose,
perché è quello che realmente voglio fare. E noi te lo auguriamo perché, come abbiamo sempre detto già proprio in apertura del nostro face to face, la tua garbatezza sono sicuro ti potrà portare veramente lontano in altri lidi, chissà, magari stranieri o non. Speriamo, siamo qui sempre in continuo aggiornamento, ci aggiorniamo perché, ripeto, non riesco a stare fermo, non riesco a non pensare al calcio, a non aggiornarmi, a non confrontarmi, e quindi cerco di fare tutto questo che mi rende felice questa cosa, ecco. Ti sei raccontato con 7 domande e credo che veramente abbiamo intuito ancora di più la tua personalità e la tua garbatezza. Grazie per Grazie l'invito. dunque a Lillo Bonfatto, il nostro ospite di questo face to face. Grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo.